Veneto Sviluppo Fondo Anticrisi. Si tratta di un fondo perduto fino al 15% e di un tasso zero fino al 50%. È stata rafforzata la norma del Veneto per il rilancio dell'economia a causa delle criticità dovute al Covid-19. In particolare è stato introdotto un fondo perduto e andiamo a vedere quelli che sono i beneficiari di questa norma. Si tratta delle PMI di specifici settori ateco individuati dal bando e delle PMI artigiane e cooperative che abbiano sede operativa in Veneto e che non siano considerate imprese in difficoltà, che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come sofferenze e non devono presentare esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate. Devono essere considerate economicamente e finanziariamente sane sulla base del modello di scoring del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Devono rispettare le ulteriori condizioni previste dal bando. Vediamo quelle che sono le iniziative ammesse finalizzate alla realizzazione di investimenti. Abbiamo gli investimenti immobiliari con la possibilità di finanziabilità dell'investimento totale fino al 100% e tra questi abbiamo l'acquisto, la ristrutturazione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. Abbiamo poi l'acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. Poi abbiamo gli investimenti immobiliari invece, che consistono nell'acquisto di impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware, acquisto di arredi, realizzazione e adeguamento di impianti tecnologici, acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale e anche in questo caso la finanziabilità dell'investimento è del 100%. Abbiamo poi le immobilizzazioni immateriali, che sono spese connesse a registrazione e acquisto di diritti di brevetto, sviluppo software, acquisto di licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizioni know-how e conoscenze tecniche non brevettate. Anche in questo caso la finanziabilità sull'investimento totale è del 100%. Abbiamo infine le spese tecniche, che sono le spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidate all'esterno, connesse al programma di investimenti finalizzate ad iniziative di commercializzazione e promozione, nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese inerenti ai servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite. In questo caso la finanziabilità sull'investimento totale ammissibile è del 10%. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. L'importo unitario minimo di euro 100, sono sempre escluse le spese relative a materiali di consumo e minuteria e ad altri beni non pertinenti. Le spese inerenti agli impianti tecnologici rientrano nella tipologia di spese impianti, attrezzature, macchinari e arredi e sono ammissibili in caso di adeguamento per la messa a norma solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento. Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata. L'acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni lo stesso sia edificabile. Gli investimenti in immobili destinati all'esercizio dell'attività sono ammissibili solo per immobili classificati in categorie catastali pertinenti all'attività esercitata. La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. L'acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data di fine lavori dichiarata al comune dall'impresa costruttrice sia antecedente alla data del rogito di almeno 12 mesi. La compravendita di beni immobili per l'esercizio dell'attività non è ammissibile se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell'impresa acquirente, più in generale soggetto acquirente, è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell'impresa venditrice, più in generale soggetto venditore.
Negli altri casi, qualora sussistano rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado tra soggetto acquirente e soggetto venditore, deve essere prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato, non legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con entrambe le parti. L'acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI la cui sede operativa presenti un codice attività prevalente nel settore del commercio e nel settore dei servizi di cui è la legge regionale numero 1 del 1999. L'acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono attività prevalente di agente di commercio. L'acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo se relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditori autorizzati e coperti da garanzia del fornitore all'acquisto di durata non inferiore ai 12 mesi. L'acquisto di autovetture usate è ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate come chilometri zero e acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio. È ammissibile l'acquisto di mezzi commerciali immatricolati, autocarro, massimo 3 posti a sedere, il cui uso sia pertinente all'attività della PMI. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda da soggetti terzi rappresentate dall'acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall'inventario dei beni ceduti, parte integrante dell'atto di cessione di azienda. Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti gli investimenti completi, non sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo e dotati di autonomia funzionale. Vediamo ora invece quali sono gli interventi di supporto finanziario previsti dalla norma. Abbiamo la ricapitalizzazione aziendale per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei 12 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Il riequilibrio finanziario aziendale per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi 3 esercizi. Il consolido di passività a breve per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi 2 trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. E infine abbiamo le altre iniziative di supporto finanziario che sono il supporto finanziario per i crediti insoluti, per i crediti maturati e scaduti verso le pubbliche amministrazioni, per il rimborso di finanziamenti a lungo e medio termine a fronte di investimenti aziendali, per le anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati o contratti di fornitura di beni e servizi, per il fabbisogno straordinario di liquidità per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività direttamente causata dall'emergenza Covid-19. Per ricapitalizzazione aziendale è sostanzialmente perfezionabile secondo 2 modalità. La prima è il finanziamento agevolato erogabile dall'impresa in presenza di un aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento stesso, quindi un prestito partecipativo. L'alternativa abbiamo come finanziamento agevolato subordinato a contestuale aumento di capitale di almeno pari importo da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali. In entrambi i casi le operazioni dovranno avvenire esclusivamente con apporto di denaro fresco e quindi senza l'utilizzo delle riserve. Per il riequilibrio finanziario aziendale, finanziamento agevolato a medio e lungo termine a supporto del capitale circolante per l'importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi 3 esercizi, e il magazzino di riferimento è quello relativo alla natura dell'attività prevalente delle PMI richiedente, quindi commerciale, turistico, produttiva. Per il consolido delle passività a breve abbiamo un finanziamento agevolato finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario.
Per gli altri interventi di supporto finanziario abbiamo finanziamenti agevolati concessi a fronte delle fattispecie elencate qui di seguito, in particolare crediti insoluti nei 18 mesi antecedenti alla domanda, crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni, rimborsi di finanziamento a medio e lungo termine, anticipazioni su ordini e contratti e fabbisogno straordinario di liquidità da Covid-19. L'agevolazione consiste per le piccole imprese in un fondo perduto del 15% qualora stiamo parlando di investimenti in beni mobili o in beni immateriali. E affiancato a questo contributo a fondo perduto del 15% c'è un finanziamento a tasso zero fino al 45% e un tasso agevolato sulla rimanente quota per arrivare al 100% con un tasso agevolato che deve essere inferiore al 50% del tasso bancario di riferimento. Nel caso invece delle medie imprese il fondo perduto è del 10%, sempre per le attività che abbiamo visto prima, quindi per investimenti in beni mobili o in beni immateriali, e per il rimanente finanziamento abbiamo un finanziamento a tasso zero fino al 45% dell'investimento e un tasso agevolato pari a un tasso inferiore al 50% del tasso bancario per il rimanente. Per le piccole e medie imprese, quindi per tutte e due le categorie, nel caso di operazioni di supporto finanziario, l'agevolazione consiste in un tasso zero fino al 50% della spesa ammessa e un tasso agevolato pari a un tasso inferiore al 60% del tasso bancario per il rimanente. Per le operazioni immobiliari abbiamo un tasso zero fino al 40% della spesa ammessa e un tasso agevolato pari al 60% del tasso bancario per il rimanente. Le caratteristiche del finanziamento: nel caso di realizzazione di investimenti gli importi sono per un minimo di 20.000 euro o un massimo di 500.000 euro e la durata delle operazioni sono, nel caso di operazioni immobiliari, tra i 36 e i 120 mesi, compreso un periodo di preammortamento di 24 mesi. Per le operazioni miste, con un minimo di 36 mesi e un massimo di 84 mesi, compreso un preammortamento di 12 mesi. Per le operazioni dotazionali abbiamo un minimo di 36 mesi e un massimo di 60 mesi, compreso un preammortamento massimo di 12 mesi. Per la realizzazione di investimenti l'importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa finalizzate alla realizzazione di investimenti e contemporaneamente in ammortamento. Nel caso di interventi di supporto finanziario, l'importo minimo è di 20.000 euro e l'importo massimo è di 250.000 euro. La durata varia da un minimo di 36 mesi a un massimo di 60 mesi, compreso un preammortamento massimo di 12 mesi. L'importo massimo vale anche come limite di importo per più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa finalizzate al supporto finanziario e contemporaneamente in ammortamento. La procedura è una procedura a sportello fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso di esaurimento della dotazione a fondo perduto sarà convertita in un'operazione a tasso zero e a tasso agevolato. Nel caso aveste bisogno di assistenza per la presentazione della domanda, trovate qui sotto tutti i miei riferimenti.